medico di base che fa il dentista, che ha una casa albergo per gli anziani e trascura i pazienti, non mi va bene. Potrebbe essere integrato e andrebbe senz'altro a vantaggio dell'utente, insomma, ecco. Così Trevigiani alla proposta della 5ª Commissione Sanità del Veneto di accorpare i medici di base nelle ULSS territoriali. Questa convenzione, diciamo così, allora potrebbe essere benissimo una opportunità per tutti quanti. Anche se ormai diciamo che ci sono studi medici insieme, quindi si dividono le spese, le spese di ambulatorio, quindi hanno già poche spese e guadagnano tanto. Invece che fanno il sciopero, di andare a lavorare su ULSS dove dicono tutti no, così prendono il stipendio normale come prendono tutti. Bisognerebbe che ci fosse la qualità dei medici, perché effettivamente man mano che vanno in pensione certi medici c'è una qualità sempre un po' più bassa di professionalità a volte. E intanto la direzione ospedaliera di Treviso ricorda come i colletti bianchi in reperibilità siano già stati preallertati per il pronto soccorso per supplire all'assenza dei medici di base per la prossima agitazione prevista nei 3 giorni di dicembre. Metteremo anche un medico reperibile, di modo che nel momento in cui si crei la situazione che è stata determinante per creare la lista lunga di chi attendeva in pronto soccorso, metteremo un medico in più che chiameremo per rispondere in tempi brevi alla richiesta delle persone.